Scomparsa di Samira, rintracciato e arrestato in Spagna il marito della 43enne di Stangella, indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Chiesta l'estradizione, l'appello del cugino torna e racconta la verità. Mose superata la nuova prova di sollevamento delle 20 paratoie alla bocca di porto di San Nicolò al Lido. Il test sarà replicato a marzo, poi toccherà la bocca di porto di Chioggia. La notte tra il 26 e il 27 dicembre 2018 rapinarono una sala slot di Mirano armati di pistola. Carabinieri e polizia arrestano 4 banditi, uno di questi è un ex appartenente alla Mala del Brenta. Regionali 2020, ieri sera Ringhe, segretario regionale del PD, bisato sul candidato anti-Zaia. Non serve un imprenditore, dopo l'esperienza degli anni precedenti deve essere una persona che semina per il futuro. Operazione della Guardia di Finanza consente di ritrovare un ingente quantitativo di bottiglie di prosecco rubato nel Vicentino, si trovavano in Puglia. Non si placa la polemica sulla vicenda sulle dimissioni dell'ormai ex parroco di San Lorenzo di Albignasego. Dopo la nota ufficiale della diocesi di Padova arriva il duro attacco del sacerdote. All'ospedale di Campo San Piero per la prima volta in Italia è stato rimosso un tumore all'intestino retto grazie al robot Da Vinci. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, sviluppi sulle indagini per la scomparsa di Samira, la madre quarantenne di Stangella nel Padovano. È stato arrestato a Madrid Mohamed Barbri, il marito di Samira. L'uomo dopo la fuga è stato bloccato appunto in Spagna, ora si attende l'estradizione. La persona è stata arrestata in Spagna e adesso sarà, come dire, valutata la sua posizione nell'ambito della procedura del mandato d'arresto europeo da parte del magistrato spagnolo e quindi ci sarà la consegna all'autorità giudiziaria italiana. La richiesta di estradizione per Mohamed Barbri, il marito di Samira, è già stata inviata in Spagna. Se l'uomo accusato dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere della moglie non si opporrà al provvedimento, potrebbe tornare in Italia già entro 10 giorni, altrimenti i tempi si allungheranno anche di un paio di mesi. Mohamed, scappato da Stangella il 1 gennaio, è stato fermato a Madrid durante un controllo casuale in strada. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo spiccato dalla procura di Rovigo, che sta svolgendo le indagini sulla scomparsa della povera Samira. Mohamed è arrivato in Spagna con un pullman Flixbus partito da Milano, prima si è fermato a Barcellona, poi si è diretto nella capitale iberica. Gli inquirenti non escludono che lì l'uomo possa aver goduto di qualche appoggio. Nei giorni seguenti l'allontanamento di Mohamed da Stangella, i carabinieri di Padova Est avevano raccolto ulteriori indizi che hanno aggravato la posizione del marito di Samira. Per questo la procura aveva emesso un mandato di cattura europeo. Quando questi indizi sono stati valutati diversamente alla luce della successiva condotta e di testimonianze che avevamo acquisito, soprattutto quella della madre della vittima della Samira, e allora, quadro mutato, valutati i gravi indizi, si è chiesta e ottenuta la misura coercitiva. Dunque fondamentali per gli investigatori potrebbero essere state alcune testimonianze di Malika, la mamma di Samira, arrivata in Italia a Natale, che oggi, dopo aver appreso la notizia dell'arresto del genero, è rimasta fuori dal tribunale di Rovigo, chiusa in macchina per evitare le telecamere, poi è rientrata subito in casa. Nel frattempo le indagini per ritrovare Samira continuano anche con i sommozzatori che si sono immersi nel fiume Frattagorzone. I carabinieri hanno utilizzato cani molecolari e georadar per perlustrare i campi e gli argini accanto alla sua abitazione e i luoghi dove Mohamed nei mesi seguenti la scomparsa della moglie aveva fatto ritrovare i suoi effetti personali, forse nel tentativo di depistare le indagini. Azzedine, il cugino di Mohamed, commenta la notizia del suo arresto e lo invita a dire tutta la verità. Tu cosa pensi? Pensi che sia innocente o no? Non lo so, adesso la polizia fare quel lavoro lì. Come mai in Madrid, secondo te? C'aveva qualcuno, conosceva qualcuno lì? Non lo so, mi appena sentito lui a Madrid, appena sentito, non lo so niente. Azzedine, il cugino di Mohamed, non ha idea del perché sia arrivato a Madrid, non ci sarebbero parenti lì. A mettere gli inquirenti sulla pista che portava in Spagna era stato proprio lui, che aveva ricevuto un paio di giorni dopo la fuga una telefonata di Mohamed che diceva di essere a Barcellona e lo aveva subito riferito ai carabinieri. Azzedine però nega di aver dato denaro al cugino il giorno prima che inforcasse la bicicletta e si allontanasse da Stangella. La notizia dell'arresto di Mohamed però
per lui rappresenta la speranza finalmente di conoscere la verità sulla scomparsa di Samira. Quando lui ha fatto qualcosa anche per la moglie, vuole venire qua, mi dice dove è la moglie. Se è scappata, è andata dall'altra parte, non lo so. Magari troviamo la moglie di Mohamed, magari. Un appello a dire tutta la verità, una verità che attende anche Malika, la mamma di Samira, che ora si sta occupando della nipotina di 4 anni. Asedine ogni mattina insieme alla nonna accompagna la piccola all'asilo. La bambina, rimasta senza genitori, chiede sempre del papà. Sempre mi chiedi di piangere anche per dove è papà, Asedine, dove è papà, vedi allora, mi ha detto vedi così. Cambiamo argomento, prova delle paratoie del Mose a San Nicolò riuscito, lo ha annunciato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha assistito al test di sollevamento della barriera di Lido San Nicolò. Per il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, in caso di emergenza si potranno alzare le paratie per contrastare l'acqua alta a Venezia. La prova è riuscita. Le 20 paratoie che sbarrano il passo all'alta marea alla bocca di porto di San Nicolò del Lido si sono alzate in contemporanea per poi riabbassarsi nei loro alloggiamenti. Iniziato alle 8 di mattina, il test dell'intera barriera si è concluso positivamente qualche minuto prima dell'1. I segnali che stanno arrivando in queste settimane dalle dighe mobili sono incoraggianti, tanto che il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, ha affermato che se si ripresenterà l'emergenza si potranno alzare le paratie per contrastare l'acqua alta a Venezia. Ha funzionato tutto, per cui è la seconda esperienza che abbiamo visto totale del Mose. Mi sembra che le cose stiano andando avanti, continuiamo con l'operazione trasparenza, facendo vedere ai cittadini tutto quello che c'è da sapere per la loro tranquillità e per il fatto insomma, che è giusto testimoniare che i lavori stanno andando avanti. Sono sperimentazioni importanti, non c'è nulla di scontato, ma insomma è veramente andato tutto bene e ci auguriamo che di continuare così. Il 3 dicembre, anche nella sua veste di commissario straordinario per l'acqua alta, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro aveva assistito alla prova del Mose a Malamocco. A San Nicolò ha seguito il nuovo test dalla control room allestita nell'isola artificiale al centro del canale del Lido, assieme al provveditore alle opere pubbliche del Veneto Cinzia Zincone. Continueremo a fare questa pressione perché i lavori accelerino e vadano a completamento per la sicurezza della città, dei cittadini e anche per l'orgoglio nazionale di una grande opera tecnologica. Il test di San Nicolò sarà replicato il 3 marzo, dopodiché le prove del Mose proseguiranno alla bocca di porto di Chioggia e saranno le prime a mare mosso. Il Consorzio Venezia Nuova chiederà infatti alla Capitaneria di Porto un'ordinanza a date aperte per i prossimi 4 mesi, vale a dire la possibilità di un preavviso di 48 ore al sollevamento delle paratie a seconda delle condizioni del mare. Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato insolvente la Euronics Galimberti, la catena di negozi a marchio Euronics che conta 11 punti vendita tra Lombardia e Veneto e ha nominato un commissario straordinario che avrà 30 giorni di tempo per elaborare una relazione da presentare al giudice Sergio Rossetti. Solo dopo il Tribunale potrà dichiarare aperta la procedura di amministrazione straordinaria. La Euronics Galimberti verrà messa alla procedura di amministrazione straordinaria qualora le osservazioni del commissario mettessero in luce la possibilità di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. I punti vendita in Veneto si trovano a Gambarare di Mira nel Veneziano, a Resana nel Trevigiano, a Padova e Cittadella, a Verona e San Martino Buonalbergo e a Loreo nel Rodigino. Assalto armato ad una sala slot di Mirano nel Veneziano, arrestata l'intera banda ad un anno di distanza dal colpo. Tra gli italiani anche un noto ex affiliato della Mala del Brenta. Avevano assaltato la sala slot di Mirano armati di pistola e piede di porco. Rapina di fine dicembre 2018 con le indagini conclusesi nelle scorse ore e che hanno portato all'arresto della banda composta da 2 italiani, elementi del gruppo, di cui un ex della Mala del Brenta e 2 stranieri. Manette ai polsi dunque per il 48enne Ivan Giantin, ex Mala del Brenta, e il 44enne Giuseppe Mion, con l'albanese Alban Shera di 23 anni e il tunisino Kereidin Shafedin di 29 anni. Indagini di un pool interforze condotte dai militari dell'Arma di Mestre di Mirano, supportati dalla squadra mobile della Questura di Padova.
E se il tunisino Shaferdin si trova ai domiciliari, visto che durante l'assalto si sarebbe limitato a fare da autista, si trovano invece in carcere a Padova i 2 italiani e l'albanese per uso di armi durante la rapina e in virtù dei rispettivi precedenti penali, dove spicca la figura di Giantin, che dopo 16 anni di detenzione era stato scarcerato 2 anni fa, giusto il tempo di uscire e compiere questa nuova rapina. Nel suo curriculum anche l'agguato a colpi di Kalashnikov ai carabinieri di Ferrara nella notte del 3 marzo 2001 e costato la perdita dell'uso di un occhio a un militare. È stata rinviata la prima udienza del processo sul business dell'accoglienza dei migranti. Questa mattina in tribunale a Padova avrebbe dovuto svolgersi la prima udienza del processo a carico dei responsabili della cooperativa Ecofficina. Udienza rinviata invece al 3 marzo per un difetto di notifica tra imputati. Sotto accusa ci sono i vertici della cooperativa, Simone Borile, la moglie e Gaetano Battocchio, e con loro una dipendente della prefettura e 2 ex viceprefetti di Padova. Le accuse vanno dalla turbativa d'asta alla frode nelle pubbliche forniture, alla corruzione, all'abuso d'ufficio, rivelazione del segreto d'ufficio e falso. Nel mirino presunte soffiate della prefettura, la COP avvisata in tempo dei controlli dell'USL negli hub della Prandina Padova e di San Siro Bagnoli, dove erano accolti centinaia di profughi, e poi la falsificazione da parte di Ecofficina con la complicità della dipendente della prefettura di un bando per l'aggiudicazione di un progetto SPRAR del comune di 2 Carrare. La politica adesso, perché per parlare delle regionali di quest'anno, ieri nella nostra trasmissione Ring il segretario regionale del PD Bisato sul tema primarie e poi anche sulla ricerca del candidato anti-Zaia. Segretario, i tempi per le primarie non ci sono più, dai. Perché no? Potrebbero ancora esserci, io mi auguro che non serva, cioè, è un ragionamento che faccio da tempo. Ci fossero le primarie lei potrebbe... Ma non strappate le cose che io non ho intenzione di dire perché non sono nello stato di fatto. Cioè esclude, diciamo, una corsa da governatore. Ma qua non si tratta di escludere. Però da segretario del PD lei non vuole ritirare il simbolo, cioè, no? O avere un candidato che non... mi pare che sia cioè, la cosa che io sto dicendo da settimane è che pur in una regione con tutte le difficoltà del caso, in cui obiettivamente certo non siamo la maggioranza, la forza con il maggior peso elettorale, deve esserci, io pretendo e come dire, mi faccio parte garante di difendere orgogliosamente i tanti militanti, iscritti, le persone responsabili anche che votano Partito Democratico al di là come dire, dell'espressione. Ma è una chiusura sulla candidatura possibile di Arturo Lorenzoni? No, non è nessuna chiusura. Io dico lo schema più largo possibile con un programma che di fatto ci vede tutti allineati su 4-5 temi su cui potremo trovare l'accordo, presumo anche con Italia Viva, con tutte le altre forze del centro-sinistra responsabili. Io analizzo quello che è successo in questi 25 anni e penso che quando siamo andati a cercare l'imprenditore ha fatto appieno il suo ruolo, però qui secondo me si tratta eventualmente anche di fare una semina per il futuro, una semina tutti assieme, nel senso che se ci riusciamo ad avere una candidatura che troveremo sicuro che sfonda alla prima volta, meglio, ma altrimenti il Veneto ha bisogno di una seria incisività sui temi e una costruzione per il futuro. Torniamo alla cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza che ha permesso di recuperare un ingente quantitativo di prosecco rubato nel Vicentino. Le bottiglie si trovavano in Puglia. Un'azienda vitivinicola di Montebello Vicentino si vedrà restituire dalla Guardia di Finanza un carico di 11.000 bottiglie di prosecco. Servirà a ristorare almeno un terzo del danno subito, visto che l'azienda aveva denunciato il furto di 30.000 bottiglie lo scorso dicembre. Qualora il vino fosse stato immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare quasi 100.000 euro. A scoprire la refurtiva gli uomini della compagnia di Foggia, che in un'operazione a tutela della correttezza del mercato e il rispetto della concorrenza leale stava controllando l'attività di una sala ricevimenti proprio alla vigilia di Natale.
I finanzieri, notando l'assenza sospetta di un qualsiasi quantitativo di vino in un locale pubblico proprio in prossimità delle feste, scoprivano invece il prezioso carico stoccato in un'area demaniale adiacente il locale, sotto un portico e coperta da teli. Il responsabile della struttura ricettiva è stato immediatamente segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre le indagini proseguono alla ricerca dei responsabili del furto. Prima di me processino i preti pedofili e gay. Duro attacco di Don Marino Ruggero, parroco dimissionario della parrocchia di San Lorenzo di Albignasego alla diocesi di Padova. Se questo è il metodo che usano, allora io inizio a fare l'elenco con tanto di prove di preti pedofili o gay o che hanno la donna che ha abortito e che sono a capo di grandi parrocchie della diocesi di Padova. Un duro attacco colmo di amarezza e rabbia, quella di Don Marino Ruggero contro la diocesi padovana. Tutti sanno che chi sono e abbiamo le prove che ci sono, e allora perché non prendiamo in esame questi casi di cui siamo sicuri e vengono invece magari imboscati e non li portiamo questi piuttosto in un tribunale ecclesiastico e magari non c'è un comunicato della diocesi magari più logico e coerente su qualcosa di certo che invece su qualcosa che ancora non sappiamo sia vero fino a che punto. Don Marino sarebbe stato accusato di aver tenuto comportamenti non consoni allo stato clericale inerente agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i preti. Insomma, Don Ruggero, secondo la diocesi, avrebbe avuto delle relazioni, ma la sua risposta è dura. Queste voci restano voci finché non sono provate da qualcosa di concreto che dica che siano vere. Nei suoi confronti è stato aperto un processo canonico presso il tribunale ecclesiastico. Così Don Marino è partito all'attacco senza peli sulla lingua e togliendosi più di qualche sassolino. Alla domanda se avrebbe inciso in qualche maniera la sua presa di posizione sulla legittima difesa e sull'immigrazione, la risposta è immediata. Queste voci fanno parte di un curriculum negativo che ho e che probabilmente alla curia ormai tanto fastidio. E quindi secondo me sono prese di posizioni che hanno perché non ne possono più di me per il fatto che sono un po' controcorrente. Don Marino ha già dato mandato a un avvocato per difendersi nelle sedi opportune, ma lo scandalo ormai ha fatto il giro non solo del paese ma di tutta la provincia e questa sembra essere la punta di un iceberg che rischia di travolgere altre persone. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità. Servizi. Rieccoci in diretta per parlare di sanità con l'operazione chirurgica all'avanguardia eseguita all'ospedale di Campo San Piero. All'ospedale di Campo San Piero per la prima volta in Italia è stato rimosso un tumore all'intestino retto grazie al robot Da Vinci, una macchina costata alla regione milioni di euro, ma che messa nelle mani di chirurghi bravi e aggiornati come quelli veneti consente di sfruttarne tutte le potenzialità tecniche, un investimento tecnologico che ha permesso all'equipe di intervenire con una tecnica mini-invasiva, con un robot che consente di non toccare gli organi non interessati dal tumore e che significa meno dolore e tempi di guarigione più veloci. La sanità veneta è quella con il maggior numero di robot chirurgici in attività in Italia, con un investimento totale di 70 milioni di euro all'anno in questo campo. E adesso la cultura, perché siamo stati in Olanda insieme al critico d'arte Marco Goldin per mostrarvi in anteprima i capolavori di Van Gogh che ad ottobre verranno esposti a Padova. Non una semplice mostra, ma il romanzo della vita di Van Gogh, raccontato attraverso l'evoluzione artistica dai primi disegni fatti all'esterno della miniera di Marcasse, vicino alla sua abitazione, raffigurando i lavoratori, fino all'esplosione del colore nel periodo francese. Il critico d'arte trevigiano Marco Goldin, dalle sale del museo Kröller-Müller ad Otterlo in Olanda, ha svelato i dettagli della grande mostra dedicata al pittore olandese, in programma a Padova al Centro Culturale San Gaetano a partire dal 10 ottobre 2020. È una mostra che ha una sua storia, al di sotto ho parlato di andare sotto la pelle di Van Gogh, non soltanto la pelle della pittura ma anche sotto la pelle dell'uomo. E la cosa assolutamente nuova rispetto anche a mostre recenti come quella fatta a Vicenza in Basilica Palladiana nel 2017 è che non c'è soltanto Van Gogh ma c'è una relazione forte che ho scelto di tessere con gli altri autori della sua generazione. Van Gogh, i colori della vita, porterà a Padova 125 opere, gran parte arriveranno proprio da qui, dal museo Kröller-Müller, che ospita la seconda collezione più grande al mondo di capolavori di Van Gogh. Abbiamo deciso con gran piacere di supportare
la nuova mostra di Marco Goldin come partner importante di Linea d'Ombra, con il prestito di 70 opere di Van Gogh tra dipinti e disegni di carta. Il campo di grano, le montagne, il paesaggio francese tanto caro a Van Gogh, qui il colore esplode. Questo capolavoro arriverà dall'Olanda a Padova e pensate, è stato dipinto su una tovaglia, una classica tovaglia a quadretti, bianco e rosso. La mostra inaugurerà il biennio di collaborazione tra il Comune di Padova e Linea d'Ombra. Marco Goldin, dopo aver chiuso le esperienze di Treviso e Vicenza, ha accolto la chiamata del sindaco Giordani. Molto felice di avere un'amministrazione che creda in quello che faccio e che quindi mette a disposizione tra l'altro uno spazio molto bello che è stato pienamente recuperato dal punto di vista impiantistico, della sicurezza. Per ospitare questa mostra il Centro Culturale San Gaetano è stato adeguato alle stringenti misure di sicurezza imposte dai musei internazionali. Il valore assicurativo stimato di tutte le opere che verranno esposte a Padova è di circa 2 miliardi di euro. La pittura di Van Gogh è fragile, ha bisogno di condizioni climatiche particolari. Ci sono capolavori che addirittura da anni non possono più lasciare le loro sedi. A Padova però arriveranno pezzi di prestigio come la versione più famosa del Seminatore o l'iconica Arlesiana e lo splendido paesaggio con la luna nascente. Un viaggio nella vita di questo pittore così amato dal pubblico, un percorso espositivo che attraverso il colore porterà il visitatore a conoscere nell'intimo Van Gogh e il suo tormento. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, in studio ci sarà Francesca Dotto, soprano trevigiano, tra i protagonisti del concerto di Capodanno alla Fenice. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata. Benvenuti al Meteo. Persistono condizioni anticicloniche sull'Italia con tempo stabile anche mercoledì 15 gennaio e ormai il tasso di inquinamento è davvero molto alto. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto grigio e coperto da nubi basse e da foschie e nebbie localmente fitte e anche persistenti che tratteranno lo smog negli strati più bassi dell'atmosfera, rendendo così davvero scadente la qualità dell'aria. Temperature minime fino a -6 gradi, valori massimi compresi invece tra 6 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, il cielo anche qui sarà nuvoloso e coperto anche se non mancherà qualche sprazzo di sole specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 7 e 8 gradi. E sarà soleggiato invece sul Trentino Alto Adige con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime intorno ai 7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.